riconosciuto lo stampo mafioso alla cosiddetta mala del Tronchetto. Tra minacce, estorsioni, rapine e attentati, il gruppo mirava al monopolio del controllo dei trasporti turistici. A Venezia continua la lotta della polizia locale a borseggiatori e borseggiatrici. In 3 giorni ne sono stati fermati 11. Il sindaco conferma l'impegno del comune nonostante le leggi non aiutino. Continua a far discutere la revoca del direttore del carcere di Venezia, Farina, i sostituti già operativi. Il senatore Martella interroga il Parlamento, il ministro Nordio sui motivi della scelta. Più controlli sulle strade e nuove dotazioni per le forze dell'ordine. Da lunedì gli agenti della polizia locale di Mira saranno dotati di bodycam, strumento per garantire la sicurezza ai cittadini. L'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari si sposerà a 81 anni con Chiara Patriarca, 52enne, sua compagna da tempo. L'amore tra i due è nato a Venezia, ma le nozze saranno celebrate a Milano. Sarà una domenica di grande festa e sport a Venezia, in cui protagonista sarà anche la solidarietà. Tutti pronti ad applaudire al traguardo gli atleti della Venice Marathon in riva a Sette Martiri. Buonasera, bentrovati. Eccoci con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque la mafia alle porte di Venezia, perché la Corte di Cassazione ha riconosciuto lo stampo mafioso alla cosiddetta mala del Tronchetto, gruppo che tra minacce, rapine, persino attentati voleva assicurarsi il monopolio del controllo dei trasporti turistici. Quella che agiva al Tronchetto era un'associazione di stampo mafioso. La Corte di Cassazione lo ha stabilito in maniera definitiva, confermando le conclusioni alle quali era giunta la Corte d'Appello di Venezia. Originariamente, nella sentenza di primo grado, poi impugnata dalla Procura di Venezia, pur riconoscendo la pericolosità della banda, il Tribunale non aveva ravvisato gli estremi dell'articolo 416 bis del Codice Penale. La Corte di Cassazione era quindi chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dagli imputati che al rito abbreviato si erano visti riconoscere in appello l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso. Tra loro anche Loris Trabuio, considerato a capo dell'organizzazione. Per coloro che hanno scelto il rito tradizionale, invece, è in corso di svolgimento il processo d'appello. Dalla Corte Suprema, quindi, è stato riconosciuto uno scenario inquietante di un gruppo che si muoveva tra minacce, estorsioni, rapine e persino attentati per ristabilire il monopolio del controllo dei trasporti turistici, una mafia alle porte di Venezia. E fermate proprio a Venezia 11 borseggiatrici in 3 giorni, col sindaco Brugnaro che dice: noi non molliamo, i nostri agenti continueranno a fare il loro lavoro. A Venezia continua la lotta della polizia locale a borseggiatori e borseggiatrici. In 3 giorni ne sono state fermate 11. 4 giovedì sul Ponte della Paglia, 2 veterane con le mani nella borsa di un 80enne canadese, 2 minorenni a presidio della zona. Il giorno prima invece era toccato a 4 componenti della banda che solitamente agisce tra Piazzale Roma e la zona della stazione di Santa Lucia. 2 uomini e 2 donne tra i 40 e i 45 anni che avevano sfilato il portafoglio a una turista francese ultra settantenne. Infine, il giorno ancora precedente in area Marciana, il nucleo antiborseggi ha fermato altre 3 borseggiatrici in azione, 2 minorenni e una maggiorenne con passaporti bosniaci. Nonostante le difficoltà derivanti dalla legge Cartabia, gli agenti non mollano. Noi continuiamo a fare il nostro, noi continuiamo ad arrestarle, lo facciamo da anni. Penso che la Polizia Locale di Venezia sia la prima in Italia, sempre poi in maniera trasparente, dicendo tutto a tutti, per cui, dopodiché noi ovviamente rispettiamo le norme, le leggi, quelle che sono. Però direi che c'è un po' di sensibilizzazione in più, almeno questo mi sembra di capire, e questo fa piacere ai cittadini perché ti senti proprio preso in giro diversamente. L'attuale normativa infatti ha reso il furto con destrezza contestabile solo a fronte di una querela della parte offesa, non più d'ufficio dunque, quindi il borseggiato deve necessariamente formalizzare la denuncia. Il cambio al vertice del carcere maschile di Venezia, definitivo a quanto pare, nessun ripensamento in vista, già operativi i sostituti di Enrico Farina, ma il caso continua a far discutere. Come era prevedibile nell'aria, la partenza di Enrico Farina dalla direzione del carcere maschile a Venezia di Santa Maria Maggiore non è un provvedimento temporaneo ma definitivo. La notizia, data in anteprima dal nostro telegiornale già qualche settimana fa, sta facendo molto discutere in città tra Cagli e Campielli, un allontanamento improvviso in cui il direttore uscente avrebbe pagato per divergenze importanti con il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, anche se la motivazione ufficiale
regionale parla di presunti ritardi nella consegna di alcuni lavori in una struttura per alloggi al personale, la Giudecca. La cosa certa è che Enrico Farina risulta ora a disposizione del provveditore regionale, ancora senza incarico, e potrebbe presto assumere un'altra funzione, in ambito educativo, forse a Padova, ma non sarebbe destinato alla direzione di un altro istituto penitenziario. Al suo posto, a Santa Maria Maggiore, sono già operativi nuovi vertici che hanno incontrato anche il regista Mario Martone per il progetto del Vaticano. Dopo quanto fatto per il pellegrinaggio a Roma con i detenuti, il cappellano del carcere veneziano Don Massimo Cadamuro ha chiesto di poter recarsi in pellegrinaggio con alcuni ristretti anche alla Madonna della Salute il prossimo 21 novembre. Il permesso è in fase di valutazione. Intanto il senatore Andrea Martella ribadisce la sua linea di apprezzamento per Farina, condivisa tra l'altro largamente in città. Già da giorni ho chiesto al ministro Nordio di sapere quali sono le ragioni che hanno portato alla rimozione del direttore del carcere di Venezia e se non intende il ministro intervenire per stoppare questo tipo di decisione di cui non si capiscono le ragioni, anche perché il direttore nel corso di questi anni ha lavorato molto seriamente a fianco della città, delle istituzioni e delle associazioni cittadine per il recupero e il reinserimento dei detenuti del carcere. Da lunedì invece gli agenti della Polizia Locale di Mira saranno dotati di bodycam, strumento che servirà naturalmente a garantire più sicurezza ai cittadini e agli agenti stessi. Più controlli sulle strade e nuove dotazioni per le forze dell'ordine. In vista di uno dei periodi più critici dell'anno, con furti che sono già iniziati, si è riunito nei giorni scorsi in prefettura a Venezia il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha organizzato i servizi di pattugliamento rafforzati in vista delle festività. La stagione fredda nel Miranese si accompagna dunque a una maggiore attenzione sul fronte della sicurezza per i cittadini. Siamo stati ben contenti dell'incontro organizzato in prefettura, perché anche quest'anno verranno replicate le misure straordinarie che erano state attivate l'anno scorso e che effettivamente hanno dato dei risultati. Quindi sul territorio ci sarà una maggiore sinergia tra le forze dell'ordine e le polizie locali, sono tra queste. Da lunedì infatti gli agenti della Polizia Locale di Mira inizieranno a indossare le bodycam. Sono delle telecamere che vengono posizionate a questa altezza che permetteranno di riprendere tutto quello che l'operatore vede in quel momento, una sorta di VAR, oggi si direbbe così, per vedere quello che succede in campo. È una dotazione che è stata a lungo da noi attesa, perché volevamo dare un segnale di tranquillità, di trasparenza, di garanzia per gli agenti, ma anche per chi magari durante la strada viene fermato, e quindi è una cosa che va a doppio senso. Secondo noi è una tecnologia che fa bene alla comunità. Le bodycam saranno a disposizione di tutti e 16 gli uomini della Polizia Locale mirese. Io credo che questi strumenti ormai si stanno anche diffondendo soprattutto nell'ambiente lavorativo, quello un po' più rischioso. Vediamo che cominciano a usarlo anche gli autisti degli autobus. Perché? Perché adesso la strada diventa sempre più una zona dove tutto può accadere e le cose non sono mai tranquille. Noi a Mira abbiamo anche numerosi varchi dove appunto verifichiamo se le persone sono assicurate, se l'auto è in regola o non in regola, in accordo con i carabinieri. Quindi anche questo tipo di lavoro dei nostri agenti può diventare pericoloso, perché effettivamente adesso sappiamo con certezza che quando fermiamo un'auto rubata, quella è un'auto rubata. Elezioni regionali, oggi scadevano i termini per la presentazione di candidati e liste. Forza Italia andrà sicuramente in doppia cifra alle prossime elezioni, lo ha detto Flavio Tosi all'inaugurazione della sede elettorale di Gianluca Forcolin a San Donà di Piave. Per me, ha detto Forcolin, si tratta di una rivincita. 3, 2, 1, vai! È un momento particolare anche dal punto di vista emotivo, umano, proprio perché per me è anche una sorta di rivincita, di rimettermi in gioco. È emozionato Gianluca Forcolin. A San Donà di Piave si inaugura la sede elettorale che sostiene la sua candidatura alle regionali con Forza Italia. E per lui, già 2 volte sindaco di Musile di Piave, poi deputato alla Camera, quindi vicepresidente della regione fino ad una rumorosa uscita dalla Lega, si tratta di un nuovo inizio. Oggi non manca nessuno dei
sandonatesi, ma dell'intero Basso Piave della provincia sono arrivati qua per rilanciare con forza Forza Italia, per rilanciare con forza il nostro partito e per rimetterci al centro della politica regionale adesso che ci sarà una svolta epocale dopo 15 anni di governo Zaia con il nuovo presidente Alberto Stefani. Accanto a Forcolin ci sono anche altri candidati di Forza Italia alle regionali. I nomi per la provincia di Venezia sono quelli di Erika Chinellato, Alessandra Dini, Fabio Nordio, Francesca Donà, Claudio Scatto, Martina Vesnaver e Lorenzo Zaramella. Flavio Tosi, capolista in tutte le circoscrizioni, rimarca la differenza di liste che Forza Italia, dice, ha compilato senza le polemiche che hanno diviso gli altri partiti del centrodestra. Non abbiamo escluso nessuno, buttato fuori, correnti, amici, abbiamo cercato il meglio in termini di capacità di governo, di capacità amministrativa, di competenza. Tutti i candidati e le candidate sono stati o sono amministratori territoriali. Nella sede elettorale di Forcolin, in corso Silvio Trentin, praticamente all'angolo con Piazza Indipendenza, cioè nel cuore di San Donà di Piave, si respira un forte ottimismo sul risultato del partito. Forza Italia sarà la sorpresa positiva di queste elezioni, andremo sicurissimamente in doppia cifra, ma faremo parecchio di più e questo consentirà di avere una rappresentanza di tutte le province all'interno del Consiglio e all'interno della Giunta per dare risposte, perché poi l'elettore e l'elettrice ti votano per avere risposte, per avere infrastrutture, per avere servizi per il turismo, per avere servizi alla persona, sanità e sociale, per avere un ambiente che venga rispettato e Forza Italia ha questo tipo di capacità. Sanità tra i punti chiave del programma del centro-sinistra, lo conferma ospite alla nostra prima edizione la candidata della lista Uniti per Manildo, Sara Moretto. La prima cosa che chiedono è di vedere garantita le cure e la salute, è la preoccupazione principale di tutti e lo è in una regione dove, lo premetto sempre, sicuramente ci sono delle eccellenze e dobbiamo dirlo con chiarezza, ci sono luoghi in Italia dove questi servizi che in Veneto ci sono non sono garantiti, quindi non siamo qui a sparare a zero rispetto a quello che c'è, però crediamo che ci sia una sanità che viene raccontata dalla regione molto diversa da quella che poi i cittadini percepiscono. C'è una regione Veneto che racconta nelle classifiche nazionali di aver azzerato le liste d'attesa, io credo che questa sia una delle più grandi offese che si possano fare ai cittadini veneti, perché poi invece il cittadino che telefona al CUP per prenotare una visita specialistica si trova o a dire che questa visita sarà tra molti mesi, oppure si dice guarda ora non c'è posto, richiama, e così magicamente le liste d'attesa non si compilano. Io credo che questa sia la priorità da risolvere nei prossimi anni di governo regionale. Serve un investimento corposo, chiaro e mirato per riorganizzare la sanità e garantire le cure entro tempi decenti e dignitosi. Nel 2024 in Veneto 380.000 persone hanno rinunciato alle cure. Questo è un dato che in una regione come la nostra non è assolutamente accettabile. Quindi se mi si chiede qual è la prima questione di questa campagna elettorale per le regionali, è risolvere un problema che in Veneto c'è e che credo che nemmeno la maggioranza uscente possa negare. Inaugurata questa mattina a Mira la prima casa funeraria della Riviera del Brenta. Sarà proprio qui la cerimonia di addio alla famiglia morta nei giorni scorsi nel Sile. Si svolgerà giovedì mattina alle 10:30 nella casa funeraria di Mira la cerimonia funebre in forma civile della mamma e i due fratelli morti nel fiume Sile. Hanno chiesto espressamente loro di voler venire qui nella nostra sala del commiato in quanto hanno deciso di non fare una benedizione in chiesa, vogliono fare un saluto qui nella sala, si rimarrà qui giovedì per 5-6 ore, dopodiché si proseguirà per la destinazione del cimitero. La casa funeraria, prima e unica del Miranese, è stata inaugurata alla presenza di vari sindaci del territorio, un progetto di non semplice realizzazione contrastato in passato dai residenti. Ho avuto grossi problemi a partire perché i confinanti giustamente non sapevano cosa poteva nascere, hanno fatto anche un comitato, mi sono venuti contro in tutte le maniere, ma è stata lunga a spiegare cos'era, ma alla fine abbiamo ottenuto, e anche perché quello che facevo era completamente regolare, quindi non mi sono mai arreso. Si tratta di un luogo dove poter stare accanto ai propri cari defunti e che non implica costi aggiuntivi. Ci sono i costi di un funerale normale, chi andrà in loculo avrà un costo, chi avrà per terra avrà il suo costo, chi avrà in cremazione avrà il suo costo. Chi viene qui ospitato non avrà assolutamente alcun aumento di prezzo. La mettiamo a disposizione delle famiglie e dei loro cari, quindi
Il funerale non avrà degli aumenti, qui è una sala aperta per tutti, qui gratuitamente. L'abbiamo realizzata perché crediamo fortemente in questa innovazione nel settore funebre, perché purtroppo le strutture sanitarie non sono sufficienti, il defunto non può essere visto solo un'ora negli obitori, quindi noi abbiamo pensato di realizzare quest'opera appunto per fare in modo che le famiglie possano per più giorni, 1, 2 giorni, 3 giorni, onorare il proprio caro in un ambiente dignitoso e soprattutto con serenità e la tranquillità di non avere il tempo stretto a disposizione per salutare un familiare con cui si è vissuta una vita insieme e che di sicuro va salutato degnamente. In questo luogo si può fare. Oltretutto abbiamo fatto un omaggio a Venezia in questa struttura, poiché le varie sale, che sono 6 sale al piano superiore, riportano i nomi di tutti quanti i sestieri di Venezia. La struttura è dedicata alla piccola Celeste, scomparsa all'età di 2 anni. La sua è stata la prima cerimonia funebre nella casa. All'ingresso c'è una piccola farfalla azzurra su una parete di prato verde in suo ricordo. Di tutt'altro tenore la prossima notizia, perché è appunto notizia di queste ore che l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari si sposerà per la prima volta, tra l'altro a 81 anni, con Chiara Patriarca, 52enne, sua compagna da tempo. L'amore tra i due è nato a Venezia, ma le nozze saranno celebrate a Milano. Al momento però non è stato reso noto né il giorno né il luogo della cerimonia. Sarà una domenica di grande festa e sport a Venezia, protagonista anche la solidarietà, tutti pronti ad applaudire al traguardo gli atleti della Venice Marathon al loro arrivo in riva a Sette Martiri. Manca ormai pochissimo alla partenza domani mattina della 39esima edizione della Wizz Air Venice Marathon. Le partenze dal Parco di San Giuliano alle ore 8 la 10 km. Dal centro di Mestre la mezza maratona di 21 km prenderà il via alle 8.45 da Piazza Ferretto. Da Stra a Venezia, nel percorso tradizionale che comprende anche il passaggio degli atleti su un ponte galleggiante, la magica maratona da 42 km scatterà ufficialmente alle 9.40, una corsa che guarda anche la solidarietà, come sempre, come racconta al villaggio l'atleta paralimpica Giusy Versace. Io faccio il countdown ogni anno, non vedo l'ora di tornare qui a respirare questa sana energia che questo ambiente regala, che lo sport regala. Quest'anno la Family Run ha toccato anche numeri importanti, hanno iniziato a scaldare i muscoli per la Venice Marathon di domenica. Sport, territorio, socialità, nel pomeriggio anche fede e devozione con la Santa Messa del Maratoneta presieduta da Don Roberto Donadoni e la benedizione finale in più lingue nella chiesa di San Salvador. È una manifestazione assolutamente importante associata alla Venice Marathon perché permette ai ragazzi di approcciare allo sport ma anche di venire a conoscenza di particolari progetti come è quello dell'End Polio del Rotary. Fiore all'occhiello di questo progetto sportivo sono le Family Run non competitive con la partecipazione di tante scuole e bambini. Conclusione con il presidente di Venice Marathon Piero Rosa Salva, prima di dare appuntamento a tutti. Domattina arriva a Sette Martiri a Venezia per applaudire comunque i 20.000 atleti all'arrivo. Mestre ritorna alla grande, alla Family Run, dopo un paio d'anni un po' in sordina e quindi ringraziamo le scuole, le famiglie, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, perché veramente abbiamo bisogno anche dei ragazzi di Mestre, delle scuole di Mestre di Venezia, per dare corpo e dare al nostro progetto delle Family Run. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3 quando torneranno a essere le 2 del mattino. Negli iPhone, smartphone, dispositivi elettronici il cambio, ve lo ricordiamo, sarà automatico. Nei 7 mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna, c'è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro, mentre è caduta nell'oblio da 7 anni, come un orologio fermo appunto, la proposta della Commissione europea di abolire l'avvicendamento presentata nel 2018. L'ora legale tornerà per la precisione nella notte tra il 28 e 29 marzo del 2026. È tutto per questa nostra edizione, adesso le previsioni del tempo, arrivederci.